Sono Manuela Brotto e amministratore di UPG SRL, uno spin-off dell'Università di Padova che lavora nell'ambito dei leganti idraulici e nello specifico noi ci occupiamo di creare questi materiali altamente sostenibili. Quindi andiamo a sostituire quello che è l'impatto di un cemento tradizionale utilizzando invece degli scarti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti industriali. Allora, la materia legno, che di fatto per noi è un materiale organico, è in effetti un materiale un po' lontano dal nostro mondo dove lavoriamo invece materiali inorganici. Ma abbiamo inserito diciamo, questa componente qualche anno fa cercando di valorizzare soprattutto lo scarto diciamo, del legno, utilizzato proprio come fibra di rinforzo per il calcestruzzo. Abbiamo partecipato anche ad un'attività di ricerca dove un processo meccanico ed un processo chimico hanno permesso di estrarre la cellulosa dagli scarti del legno e utilizzarli come fibra in alcuni provini di calcestruzzo. L'attività tra l'altro ha dato un buon esito. Il processo chiaramente era un processo abbastanza complesso e quindi lì invece rimane un tema ancora aperto. Di fatto quindi il legno comunque anche nell'ambito dei leganti idraulici, quindi dei materiali inorganici, ha un suo grande valore aggiunto.